Chiedo di alzarvi in piedi insieme a me e leggere nel libro dell'Esodo il capitolo 2 dal verso 23. Esodo 2 dal verso 23 alla fine del capitolo. Alleluia. Dio è qui tra di noi. Gloria al Signore. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Accomodatevi. Il Signore è buono, perché di tanto in tanto nella scrittura, mentre racconta la storia dei personaggi biblici e in modo particolare la storia del popolo di Israele, è come se concedesse al lettore degli occhiali particolari che permettono di vedere una dimensione diversa e sovrapposta a quella terrena, a quella storica, ed è la dimensione di Dio. Ogni tanto quando qualcuno litiga con qualcun altro e va da un amico o da qualcuno da cui si vuol fare le sue ragioni, chi ascolta riceve le motivazioni: ho subito questo, ho fatto quell'altro, ma se poi ascolta l'altra parte scopre che le cose non sono esattamente come le ha dette il primo. Infatti il libro dei Proverbi lo consiglia: viene il primo, fa le sue ragioni, ma poi arriva il secondo e tutto cambia. E quando noi ascoltiamo l'altra parte del conflitto, della discussione, o anche solo un resoconto di qualche esperienza vissuta, noi scopriamo che ci sono degli aspetti che una parte non vede e la vede l'altra. E che se senti solo una campana, tu hai una visione parziale delle cose. Se noi leggiamo della schiavitù in Egitto del popolo di Israele, una schiavitù che fu lunga 400 anni, e ci medesimiamo negli israeliti, noi facilmente possiamo empatizzare con loro e possiamo provare i sentimenti che avevano loro, sentimenti di sconforto, sentimenti di delusione. Qualcuno probabilmente aveva anche perso la fede nel Dio di Israele, perché nel cammino nel deserto noi troviamo delle persone completamente ribelli, che non hanno rispetto dell'autorità, che non hanno fede in Dio e che quindi sono come dei pagani in mezzo al popolo di Dio. Eppure erano israeliti che avevano perso la fede. L'avevano persa perché la lunga prova li aveva induriti. È scritto che durante quel tempo, e quel tempo era non tanto i 400 anni, ma i 40 anni in cui Mosè sparì. E conosciamo la storia di Mosè. 40 anni alla corte d'Egitto, poi lui che sapeva di essere il liberatore, decise di liberare il popolo di Israele. Il problema è che Dio non gliel'aveva ancora detto. Infatti fece un disastro e scappò e sparì per 40 anni. Credo che Mosè abbia detto, se non altro alla sua famiglia: sento nel cuore che Dio mi ha chiamato a liberare il popolo di Israele. Questo ce lo dice Stefano nella sua testimonianza, negli Atti degli Apostoli. E quindi quelli che avevano ascoltato Mosè a cena, nelle conversazioni, sentirlo dire: il Signore mi ha chiamato a liberare Israele, è arrivato il momento della liberazione. Quando vedono sparire Mosè, saranno stati oltremodo delusi. Ma come? Finalmente, dopo 400 anni, è arrivato il liberatore e se la dà a gambe appena 2 egiziani lo accusano. Sparisce dalla circolazione, completamente scomparso, va nel deserto, nessuno sa più nulla di lui. Probabilmente tutti pensarono: è morto nel deserto, non conosce nessuno,
non è andato via con un carico, è andato via fuggiasco, il deserto è spietato, pochi mesi, se gli va bene, e muore nel deserto. Quindi dice la parola del Signore: durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida. Il popolo di Israele era in un periodo di grande prova. Dicevo prima 400 anni, poi qualcuno che arriva e gli mette il pensiero, che se neanche avessero parlato di questo, forse loro rimanevano così, ma questo uomo mette il pensiero della liberazione, quindi crea maggiore intensità, maggiore desiderio, forse adesso, forse usciamo, forse siamo liberati, invece niente di niente. E passarono, dice la scrittura, un lungo tempo, 40 anni. Il numero 40 nella parola di Dio è il numero della prova, il numero della difficoltà. 40 anni nel deserto passò Israele. 40 anni Mosè visse nel deserto. Gesù fu provato per 40 giorni nel deserto. Questo numero 40 ricorda la prova. Forse c'è qualcuno che sta vivendo una prova da lungo tempo e tutto lascia pensare che alla fine non se ne uscirà. L'unica alternativa è rassegnarsi a vivere così, perché la sorte ha deciso che noi dobbiamo vivere in una prova. Qualcuno ci promette liberazione, è meglio non ascoltarlo. Qualcuno ci promette salvezza, è meglio non ascoltarlo, perché poi ci metti il pensiero e rimani doppiamente deluso, proprio come fu per Israele con Mosè. Ma per grazia di Dio, quando noi pensiamo che gli eventi prendono il sopravvento e non c'è più controllo da parte nostra, Dio viene e ci fa sapere che Egli è ancora un Dio attento. Viene a dircelo con 3 brevi versetti, il versetto 23, il versetto 24 e il versetto 25 di questo capitolo che abbiamo letto. E come dicevo, sono come un paio di occhiali che ci permettono delle cose in un modo diverso. Quando Israele pensava che Dio si era distratto, la scrittura ci dice con gran forza che invece Dio era attento. Dice la scrittura che Dio udiva, dice la scrittura che Dio si ricordava, dice la scrittura che Dio vedeva e aveva compassione. Mentre Israele pensava che Dio si era dimenticato di loro, Dio li udiva, Dio si ricordava e Dio li vedeva. Dio ti sta udendo, Dio si ricorda quello che ti ha detto, Dio continua a vederti e ha compassione di te. Quando parliamo con gli increduli, una delle prime cose che dicono quelli non atei, ma che danno la possibilità che ci sia un Dio è: Dio forse esiste, ma si fa i fatti suoi. Dio è seduto nella sua gloria con gli angeli con l'arpa che cantano davanti a Lui e noi siamo qui a soffrire, a tribolare. Molti dicono così di Dio: Dio forse c'è, ma è lontano. Dio non prende contatto con noi. Della nostra vita Lui non si interessa. E infatti le cose sono sempre uguali così. Nel nome del Signore noi questa mattina vogliamo dire che questa versione della storia non è vera. Dio ode. Dio si ricorda, Dio vede la nostra vita. E se è così, allora tutto quello che ci succede va letto con un'altra chiave di lettura. Allora Dio, se noi stiamo soffrendo, lo permette. Allora Dio, se noi siamo nella tribolazione, lo sa. Sì, Dio sa ogni cosa. E viene il momento in cui salirà in cattedra, si farà vedere nella sua gloria e noi capiremo che non ci ha mai abbandonato. Dio udì i loro gemiti. Nella scrittura si parla tante volte di 2 elementi in coppia: gemiti e lamenti. Gemiti e lamenti. Ed è interessante che la scrittura non si soffermi sui lamenti, ma l'abbiamo detto prima, il popolo di Dio non è un popolo lamentoso. Se confida nel Signore.
Quando smettiamo di confidare nel Signore, la nostra vita inizia ad abbondare di lamenti, di recriminazioni. Ci sono gemiti e lamenti. I lamenti sono le recriminazioni, sono il dire a voce alta che cosa non ci sta bene, sono delle espressioni che arrivano anche al giudizio. Il gemito è diverso invece. Il gemito è il passaggio successivo, quando ti sei anche stancato di lamentarti e ti sei rassegnato e ormai subisci il peso, subisci la sofferenza ed è un lamento della bocca, un gemito, un grido, una lamentela delle lacrime, un dire ormai la mia vita è un gemito. Dio udì i loro gemiti. La reazione dello sconforto, la reazione dello scoraggiamento di un desiderio infranto, di una richiesta non esaudita. Dio ode quel tipo di pianto. È scritto nel Salmo 38 che Dio è attento al nostro grido, lo testimonia il salmista al verso 9 e dice così il Salmo: Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti. Il gemito arriva quando tu hai fatto una richiesta al Signore e la risposta non arriva un giorno, non arriva dopo un mese, non arriva dopo un anno, non arriva dopo 400 anni. Qualcuno è venuto e ti ha illuso, hai continuato a sperare, poi sei rimasto deluso e allora gemi di nuovo perché quel desiderio ormai sei rassegnato, sarà un desiderio non esaudito. Beh, rallegrati nel Signore questa mattina, fratello, sorella, perché il Signore ode i gemiti, quei desideri del cuore, nella volontà di Dio, che hai messo davanti al Signore e ti sembra che il Signore non risponde, Dio li sta udendo. Il suo orecchio continua a essere attento, Lui sa cosa proviamo, anche quando non interviene. Sia consolato il nostro cuore, perché Lui sa cosa proviamo. Forse nel suo piano non è previsto l'intervento subito, ma più in là. Ma Lui sa cosa stai provando. Lui ascolta il tuo grido. Lui raccoglie le tue lacrime nei suoi otri. Dio conosce il tuo cuore. Dio lo sa. Egli udì i loro gemiti. Ma ancora, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Quando Dio fa le promesse, le mantiene. Senza se e senza ma, che le sue promesse sono sì e amen. Sì e sarà così. Dio si ricordò del patto che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Il patto è più di una promessa. Perché uno potrebbe dire ti prometto questo, ma Dio è così buono con noi che scende al nostro livello e fa un patto. Io ti prometto e sancisco questa promessa con un patto, mi impegno, metto in gioco qualcosa, addirittura in alcuni passi Dio giura per amore del suo nome, che non è tenuto a giurare perché Egli è Dio, quando dice le cose sono. Ma Dio è così buono con noi che vuole rafforzare la nostra fede dicendo quando io prometto, io mantengo. E dice la scrittura che Dio si ricordò del patto che aveva fatto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E anche se erano passati secoli, Dio non è un uomo che dimentica. Dio non è un uomo che cambia la sua versione. Dio non è un uomo che, dopo che ha fatto una promessa in un certo tempo e con alcune circostanze, poiché il tempo e le circostanze sono cambiate, prima erano in Canaan, adesso sono in Egitto, prima erano liberi, adesso sono schiavi. Dio non dice, visto che le condizioni sono cambiate, io non posso più mantenere la mia promessa, te ne faccio un'altra. No, Dio non è un uomo che cambia le cose, Dio non cambia le carte in tavola, Dio è fedele. E Dio si ricordò non del patto che aveva fatto a Israele schiavo, ma Dio si ricordò del patto che aveva fatto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Quel patto con condizioni diverse,
Dio lo fece e Dio se ne ricordò. Io manterrò la mia parola, io adempirò il mio patto. E alla fine della storia, che in Esodo inizia, ma si conclude nel Deuteronomio, quando Mosè, prima di lasciare il popolo di Israele andare nella terra promessa dove lui non sarebbe entrato, Mosè dice alla fine della storia, dice così, nel Deuteronomio, al capitolo 7, al verso 9, riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla 1000ª generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. A chissà se Giosuè e Caleb, perché gli altri non erano rimasti, solo loro due di quelli della schiavitù, chissà se non ricordarono il giorno in cui arrivò Mosè e loro erano scoraggiati e loro pensavano che il patto del Signore ormai era infranto e non si sarebbe più adempiuto. Chissà se dopo altri 40 anni nel deserto, mentre sentivano Mosè dire ricorda che Dio è il Dio fedele, ricorda che Dio mantiene il suo patto e non lo mantiene per pochi anni, lo mantiene fino alla 1000ª generazione. Chissà se Giosuè e Caleb ricordarono l'inizio della storia dicendo è vero, a noi sembrava di essere un popolo dimenticato da tutti, invece Dio si ricordò del suo patto e mandò il liberatore. Dio si ricorda. È strano perché a volte quello che noi abbiamo ascoltato dal Signore, che dovrebbe farci vibrare il cuore tutti i giorni, noi ce lo dimentichiamo. Ma benedetto sia il Signore che non si dimentica. Meno male che Lui si ricorda. E quello che Lui ha promesso, Lui lo adempirà. Dio si ricordò del patto che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio, fratello, sorella, amico, non si è dimenticato di quello che ti ha detto. Non si è dimenticato. E poi dice la parola, Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. A volte noi non siamo coscienti della nostra condizione. Siamo così presi dagli affanni, così presi dalle preoccupazioni, che noi stessi non ci rendiamo conto di quanto siamo aggravati, di quanto siamo schiacciati. Ma c'è una buona notizia per noi questa mattina. Anche quando noi stessi non ci rendiamo conto dei lacci che ci siamo messi addosso, dei pesi che ci siamo presi, Dio vede la nostra condizione. Dio la vede. Dio vede diversamente da noi. Dio vede aspetti a noi invisibili, invisibili ai nostri occhi e ci vede con amore. Giacomo fa una testimonianza riguardo a Giobbe, che è colui che ha sopportato per eccellenza le prove maggiori, e dice così: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. La storia di Giobbe noi la conosciamo. Dio permise la prova per far uscire qualcosa nel cuore di Giobbe che Giobbe non vedeva. Ma Giobbe era veramente provato. Io credo che nessuno di noi avrebbe potuto affermare Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, quando hai appena saputo che dall'uomo più ricco della tua terra sei diventato nullatenente, quando sei stato derubato, quando ogni cosa è devastata nella tua vita e ti è stato detto che i tuoi figli sono morti tutti. E mentre sei lì che stai ancora capendo come va la vita, ti arriva una malattia che ti rende disgustoso agli occhi degli altri. Probabilmente la sua carne era una carne toccata dalle ulceri
e la gente si allontanava, lo testimonia lui, non lo voleva vedere, addirittura era maleodorante per quella malattia. La condizione fisica di quell'uomo era disgustosa agli occhi degli altri, agli occhi degli amici, che lo tenevano lontano. E, dulcis in fundo, la moglie gli dà addosso. Era un tratto delle mogli, credo. Io credo che nessuno di noi avrebbe la forza di dire Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Eppure quell'uomo non vedeva qual era la sua condizione, si indurì, arrivò a parlare contro Dio, arrivò a sfidare il Creatore, arrivò a dire veniamo davanti uno con l'altro, poi faceva il passo indietro, ma diceva io voglio perorare la mia causa perché non ho alcun male in me. Che parole! E intanto soffriva. Parlava duramente perché aveva sofferenze nel cuore, ma la Scrittura ci dice, ce lo dice Giacomo, ma lo vediamo anche qui, Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione, che mentre Giobbe era tribolato, cercava di contestare coi suoi amici, cercava di andare avanti, di salvare quel minimo di reputazione che gli era rimasta, Dio lo vedeva e aveva compassione di lui. A volte noi non vediamo dove stiamo andando, come stiamo soffrendo, cosa sta girando nella nostra mente, quanto è afflitto il nostro cuore, neanche ce lo immaginiamo, ma Dio ci vede e ha compassione di noi. Dio ha compassione di noi ed è buono. Ci vede e ci chiama, ci vede e ci salva, ci vede e ha pazienza. A volte siamo così oberati che la nostra bocca pronuncia delle parole che non dovrebbe pronunciare. Ma Dio che ci vede, Dio che comprende il nostro cuore, Dio che vede tutte le nostre debolezze, Dio sa che tutta la nostra forza ha un limite e nella prova arriva allo stremo e a volte usciamo fuori dai limiti. Dio lo sa, ci vede e ha compassione. C'è in mezzo a noi un Dio di grazia. C'è in mezzo a noi un Dio che non ci giudicherà se andiamo a Lui, perché ci vede, conosce il nostro cuore. Allora oggi possiamo andare a Dio, possiamo tornare a sperare nel Signore, possiamo dire al Signore, Signore, il mio cuore non vuole essere duro davanti a Te. Signore, voglio venire a Te con fede, perché so che Tu mi ascolti. So che Tu rimani fedele alla Tua parola, so che Tu vedi le mie sofferenze e al tempo giusto mi salverai. Ci alziamo in piedi, ringraziamo questo Dio di grazia. Alleluia.